Benvenuti nel covo dei terroristi. Il giorno dopo l'arresto di Maria Marini, Renato Marsura sceglie l'ironia e ci apre le porte della villetta di Vicolo Arno a Volpago del Montello, dove i carabinieri del Ross hanno arrestato sua moglie. Dopo essere svenute e per questo portate in ambulanza all'ospedale, la donna è ora in carcere alla Giudecca. Secondo l'ordinanza di custodia cautelare, è lei che accetta di organizzare a casa sua riunioni con l'intervento di Faccia Luigi, allo scopo di raccogliere finanziamenti e di reclutare gli indipendentisti disponibili alla svolta violenta. Ma suo marito è pronto a difenderla fino in fondo e senza avvocati. Dopo aver diffidato la legale nominata d'ufficio, ha deciso di affidarsi solo al Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto, di cui la coppia è esponente. Lei vorrà chiedere la scarcerazione di sua moglie? La ordino, non la chiedo. Perché devo chiedere? La ordino, la scarcerazione. Anche perché è illegittima. La 56enne aveva infatti presentato in municipio dichiarazione di sovranità veneta. L'Italia è uno Stato occupante che occupa la nostra patria, la Repubblica Veneta, e ci muoviamo come ci siamo sempre mossi, come anche nelle precedenti inchieste sulla Polizia Veneta. Oltre al diritto all'integrità territoriale, il diritto alla propria sovranità, eccetera, c'è anche il diritto ovviamente all'autodeterminazione del popolo veneto. Nell'abitazione sono rimasti i segni delle perquisizioni che hanno portato al sequestro di computer, telefonini, manifesti, adesivi. In un'intercettazione telefonica, Maria Marini aveva raccontato alla coindagata Patrizia Badì di essere rimasta male per il comportamento di un attivista dopo una di quelle cene nella sua cucina. Dario ha un po' rovinato le cose perché ha messo un po' di paura in un certo senso alla gente, no? Perché è andato a dire che è una cosa di rivolta. Secondo Renato Marsura anche questa è una prova del fatto che quelli appunto erano solo dei convivi a base di pasta alla crudaiola e stinco al forno. Bombe per dessert, sì dai, qualche volta, qualche tartufo, qualche scroppino.